Una scena orribile, 24 bare accatastate una sopra l'altra, resti umani messi in sacchetti di nylon prima e in scatole poi, 3 casse in zinco aperte sul pavimento, tutto per un guadagno di 400 euro a salma. Ad architettare questo terribile mercato la cooperativa della Valsugana, autorizzata al trasporto dei defunti dai cimiteri al forno crematorio. Ma le bare invece si fermavano in questo magazzino, definito dagli stessi investigatori dell'orrore. Qui le salme venivano tirate fuori e sistemate in altri recipienti, le bare letteralmente sezionate, le parti metalliche, il legno e lo zinco rivendute. Le salme nei sacchetti in un secondo tempo venivano poi portate al forno crematorio. Ad allertare le forze dell'ordine una segnalazione. Sul posto è arrivata la polizia locale che ha notato delle persone intente ad attività lavorative, ma alle domande degli agenti non hanno voluto rispondere nessuna spiegazione su quanto stavano effettuando, ad insospettire ancor più le emissioni di odori sgradevoli. Così sul posto sono arrivati i carabinieri del NOE che hanno fatto la macabra scoperta. È ora al vaglio degli inquirenti tutta la documentazione amministrativa ambientale acquisita nel corso dell'attività. Gli investigatori ritengono che negli ultimi mesi siano transitate nel capannone più di 300 salme provenienti proprio dal Veneto, soprattutto dalle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Le ipotesi di reato al vaglio della Procura della Repubblica di Trento sono vilipendio di cadavere e gestione illecita dei rifiuti. Il titolare della cooperativa, un 65enne della Valsugana, è stato denunciato. Il sindaco del comune di Scurelle ha autorizzato lo spostamento delle salme nella locale area cimiteriale in attesa del loro trasferimento presso i forni crematori.